Bene, cambiamo pagina, parliamo del nostro istituto alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. L'anno scorso si è aggiudicato il campionato nazionale di pasticceria e quest'anno ha l'onere di organizzarlo proprio appunto in provincia di Treviso. Ma si è svolto anche un primo festival tutto da scoprire. Vittorio Veneto si è trasformata in questi giorni nella capitale del dolce per il 6° campionato nazionale di pasticceria. L'evento è stato ospitato dall'istituto alberghiero Alfredo Beltrame, vincitore del titolo nel 2023. Una bellissima emozione, soprattutto quando si vede che questi studenti si mettono in gioco con passione, riescono a affrontare anche delle criticità nei laboratori perché non tutto funziona come vorrebbero, però escono con il sorriso e alla fine quando tu gli chiedi com'è stata questa esperienza, loro ti dicono ho imparato tanto e quindi il campionato è un'occasione per esprimere l'eccellenza ma è anche un'occasione per alimentare la passione e per far imparare ulteriormente agli studenti che il loro percorso non è mai terminato. Un'occasione che ha dato il via anche alla prima edizione del Festival di pasticceria dolce e salata delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un elogio quindi a tutto il comparto della ristorazione e dell'accoglienza. Non solo bella gioventù, ma è una premiazione anche per tutta l'abnegazione dei nostri agricoltori, dei nostri cuochi, di chi gestisce la ristorazione, che è un mestiere che molte volte non viene apprezzato a dovere, soprattutto il mestiere del cameriere. Il cameriere è un messaggero, un ambasciatore della grande cucina. E i complimenti arrivano anche dall'ufficio scolastico regionale. Tutta la regione da questo punto di vista si distingue rispetto anche alle peculiarità territoriali per essere capace e brava di rapportarsi col territorio. Questo dà quel valore aggiunto che sicuramente migliora anche la qualità dell'offerta formativa. Presente per l'occasione anche l'assessore regionale Federico Caner, che ha invitato i ragazzi a mettersi in gioco con sacrificio ma a patto di una corretta retribuzione. Se da un lato noi chiediamo ai nostri ragazzi di fare dei sacrifici e il mondo del turismo e la ristorazione è sacrificio perché significa lavorare nei weekend, significa avere orari molto difficili, dall'altro questo sacrificio deve essere riconosciuto dal mondo imprenditoriale e quindi diciamo è un venirsi incontro perché il turismo ha bisogno di professionalità, però queste professionalità bisogna pagarle e poi guardate non è solo una questione di remunerazione ma anche come dicevo di welfare aziendale, cioè di far sì che questi ragazzi siano messi nelle condizioni anche di poter avere una vita propria.